Va ora in onda la rassegna stampa. E abbiamo deciso di iniziare così la rassegna stampa con uno splendido brano di Mia Martini. La linea va subito ad Antonino Danna. Giulia Tramontano non era rimasta in un cinema a sognare di andare via con il primo che ti capita o ti dice una bugia, come cantava nel 1992 Mia Martini, ma era invece andata fino a Senago per sognare un futuro per lei e per suo figlio Tiago, figlio che ha avuto con un uomo che, come tutti voi sapete, non è stato un esempio, appunto, un uomo che non è cambiato. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, sabato 3 giugno dell'anno del Signore 2023. 60 anni fa se ne andava il Papa della Pace Min Terris, Giovanni XXIII, e questa ricorrenza ha qualcosa da dire anche a noi tutti 60 anni dopo. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Iniziamo la trasmissione. 346 642 7756 se volete commentare le notizie, poi se avremo tempo apriremo anche i telefoni allo 0292 94 7222. Per adesso solo le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi, al 346 642 7756. Quali sono i temi di oggi? Oggi sostanzialmente si parla della povera Giulia, il 2 giugno, i migranti, perché ci sono delle ONG che hanno provato a violare il decreto Piantedosi e sono state multate. Abbiamo poi un'interessante retroscena sulla Lega che si prepara alle europee e la Verità che sbatte in prima pagina un vero e proprio scoop, perché si tratta insomma, la tesi è che l'Espresso avrebbe montato ad arte il caso Savoini, tutta la storia del Metropol e quei 3 milioni di euro che in teoria la Lega avrebbe tentato di papparsi in Russia. Ovviamente non era vero, un bel nulla. Andiamo a vedere allora le prime pagine dei giornali. Cominciamo da Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Avvenire fa un'apertura in controtendenza perché parla di un'estate al mare che non ci sarà perché sarà troppo costosa. Il Fatto: la fiammata dell'inflazione e la domanda turistica in forte crescita fanno lievitare i costi di viaggi e alloggi. Vacanze vietate.
L'impennata dei prezzi minaccia di rendere proibitive le ferie per le famiglie a basso reddito. Richiamo dell'UE sul PNRR. Il governo ribatte controlli adeguati, non alimentate polemiche. Festa della Repubblica, Mattarella e Meloni, impegno per il paese. Il caso, vedete la fotonotizia, allarme casa a Roma, 24.000 senza dimora. Le associazioni, ora iscriveteli all'anagrafe. Di spalla, Ucraina, altre azioni oltre confine, moriva 60 anni fa il Papa della Pace Minterris, Putin teme il caos in Russia, pace l'esempio di Roncalli. Abbiamo poi questa notizia, il GIP, l'atto non è stato premeditato, l'omicidio di Giulia, i maschi e l'orrore. Il Corriere della Sera, Corrierone, vedete che la fotonotizia d'apertura è sempre la povera Giulia. A Milano il giudice, il barman, può uccidere ancora, il delitto di Giulia non fu premeditato. Fiori, Popazzetti, pensieri per Giulia Tramontana e Tiago, il bimbo che sarebbe dovuto nascere in estate. Sotto, eccolo qua in fotografia, Alessandro Impagnatiello, l'assassino, mentre esce dallo stabile con i vestiti sporchi, dentro un sacco. Abbiamo poi di spalla l'altra apertura, il viceministro Leo, sanzioni esagerate per chi non paga le tasse, Corte dei Conti e PNRR e scontro tra Italia e UE. Il governo, regole corrette, basta polemiche, Mattarella il 2 giugno ci guida la carta. Scenario, le mosse di USA, Francia, Regno Unito e Germania, scudo difensivo per l'Ucraina, una strada per cercare la pace. L'Ucraina non entrerà a breve nella NATO, l'adesione è impedita anche dallo stato di guerra del paese, ma le garanzie di sicurezza saranno offerte da USA, Regno Unito, Francia e Germania, forse. Prima di tutto aiuti militari, così da garantire l'indipendenza e integrità territoriale. La diplomazia si sta muovendo per costruire la pace. Il capo della CIA è stato in missione segreta a Pechino. Speriamo che questa guerra termini presto. Il Fatto Quotidiano, 2 giugno di guerra, tutti celebrano l'escalation delle armi, festa della Repubblica, ma è quella ucraina. Ma la parata, il tweet di Zelensky, il coro fra Mattarella, Meloni, ministri e mezzo PD. Parla Domenico Gallo, giurista, assurda retorica bellica contro l'articolo 11 della Carta. Il Giornale, business dell'accoglienza, migranti e coop, scure del governo, raffica di revoche per i gestori dei CPR, così vengono sanate le irregolarità tollerate dalla sinistra. Nave ONG sfida l'Italia, bloccata e multata. Centropagina, il passaggio delle frecce tricolori sull'altare della patria. Berlusconi, vogliamoci bene, il 2 giugno di Mattarella, la Repubblica siamo noi. Assalto ecologista, il WWF arruola pure le cicogne per demolire il ponte di Salvini. Invece di spalla, da Prodi a Tiziano Ferro, l'ultima crociata dei progressisti contro la deriva autoritaria. Pensate, anche Tiziano Ferro si preoccupa del fascismo in questo paese. Negli Stati Uniti, giallo sul drone guidato dall'intelligenza artificiale ha ucciso un operatore. L'evoluzione folle del lifting, prevenzione già a 20 anni. Oscar Wilde veramente ci fa un baffo. Il QN, giorno nazione resto del Carlino, controlli sul PNRR, scontro con l'Europa, poteri della Corte dei Conti, l'UE, vigileremo. Palazzo Chigi risponde con una nota in 8 punti. Meloni irritata, intervento scomposto, 2 giugno, Mattarella, la carta ci guida. La Premier invita gli italiani a remare insieme. Intervista a Orfini, la costituente del PD, cominci da ora. Centropagina, la fotografia della madre di Impignatiello, Sabrina Paulis, madre di Alessandro Impagnatiello, intervistata alla Vita in diretta, hai rovinato tutti, ora di tutta la verità. Il GIP ha convalidato il fermo del giovane. Delitto di Senago, la mamma del killer è imperdonabile. L'assassino, ero stressato, l'unico pentimento è uccidermi. Mio figlio è un mostro, così le parole della mamma di Impagnatiello. Il Mattino, no alla fuga dei cervelli. Mattarella, favorire la circolazione dei talenti, ma lavorare all'estero sia una scelta, non un obbligo. La festa del 2 giugno, ora una difesa UE. PNRR, il governo replica all'Europa, pregiudizi su di noi. Centropagina, domani la festa al Maradona con la consegna della Coppa. Sparletti, Dela, cioè De Laurentiis, l'ultimo abbraccio.
il killer di Giulia, ero stressato, la madre, mostro, il presentimento della giovane, mi rovina la vita, convalidato il fermo, ma esclusa la premeditazione. Certo è che lui, prima di fare quello che ha fatto, aveva cercato su internet bruciare sulla ceramica, insomma. A voi la vostra valutazione. Il Tempo, celebrazioni del 2 giugno, ora il paese sia unito, l'invito di Meloni ai partiti di opposizione a evitare divisioni. Il capo dell'esecutivo chiede di remare dalla stessa parte perché siamo tutti legati. Solita Schlein strumentalizza la festa della Repubblica e fa visita a una partigiana. Il Tempo di Osho, beffa per l'ex ministro Di Maio. Twitter blocca il profilo social, c'è in questa foto, e lo sapete, questo è il momento divertente della rassegna stampa, c'è Elon Musk che sta compulsando il suo iPhone. Questo sicuro è un fake, non può essere davvero l'inviato UE nel Golfo. E invece sì, caro Elon. Maxi incendio a Colli Aniene, 16 feriti, oltre 100 sfollati, palazzo in fiamme a Roma, un morto. La Repubblica, anche qui l'apertura sulla povera Giulia, il delitto tramontano, la madre dell'assassino, chiedo perdono perché ho messo al mondo un mostro. Tra l'altro torna un vecchio caso di cronaca che molti di voi ricorderanno, il killer di Novi Ligure, Omar e l'accusa della ex moglie, mi minacciava con l'acido. Il governo, PNRR, scontro con l'UE, dopo l'emendamento sui poteri della Corte dei Conti, allarme della Commissione Europea, monitoreremo con attenzione. Irritazione di Palazzo Chigi, basta polemiche strumentali, la norma non modifica gli accordi, la terza rata resta congelata. Amministrativa, l'astensione è donna e colpisce di più l'opposizione. Di spalla, sospetti sulla Wagner, dietro gli scontri in Kosovo, Biden incassa l'accordo sul debito, la borsa festeggia, dopodiché questo barboggio è cascato per l'ennesima volta incespicando a una manifestazione. Pensate voi che questo signore, che evidentemente dà la mano agli amici immaginari, casca più volte, nemmeno Gerald Ford cascava con la stessa frequenza con cui casca lui, che perché era molto più giovane, si vuole ricandidare. Rendetevi conto, a 82 anni. Comunque, la Stampa, Italia UE, lite sulla Corte dei Conti, botta e risposta all'indomani del colloquio Meloni-von der Leyen, Palazzo Chigi tira dritto, si vota mercoledì. La Commissione, monitoreremo i controlli ridotti sul PNRR, il governo, sono soltanto pregiudizi. Centropagina, Mattarella celebra la festa del 2 giugno, la Costituzione ci guida, il vero senso della patria, il servizio di Daniela Padoan, poi il femminicidio di Giulia, il barman l'ho uccisa perché ero stressato, la madre è un mostro. In effetti stamattina mi sento stressata anch'io. Carnelli, perché non muori? Me lo spieghi? Allora, vedete poi certe giustificazioni che si danno. Addirittura lui nel raccontare la vicenda ha detto, insomma, che c'è stato questo chiarimento quando è venuta fuori la storia della relazione che lui aveva con un'altra ragazza che già aveva abortito un figlio che aspettava da lui, e lei avrebbe cominciato a farsi dei tagli sulle braccia e al collo e quindi lui l'avrebbe aiutata a morire. Io se vedo uno o una che si stanno ferendo le braccia o il collo, veramente, primo gli levo il coltello dalle mani, secondo chiamo il 118, ma io, si vede che io ragiono in altro modo. La Verità, esclusivo, così è stata costruita la trappola dell'Hotel Metropol, le trame russe dell'Espresso per incastrare Salvini e la Lega. L'autore dei pezzi sui presunti rubli al Carroccio e l'uomo che partecipò alla trattativa con i moscoviti e la registrò erano amici da tempo. Prima e dopo l'incontro ci furono frequenti contatti tra i due che volarono insieme a Mosca per organizzare lo scoop. Torneremo tra non molto su questo. Vediamo Italia Oggi. Italia Oggi apre con Liburdi e Sironi che scrivono alluvione, tregua fiscale, versamenti e adempimenti tributari e contributivi sospesi fino al 31 agosto, incluse ritenute addizionali IRPEF, previsti aiuti e incentivi mirati per i settori più colpiti.
Il servizio di Roberto Giardina, a pagina 13, la Germania vorrebbe espellere i suoi immigrati irregolari, ma non lo fa perché le serve la manodopera. Tra l'altro Monsignor Zuppi, il presidente dei vescovi italiani, nonché uomo di Sant'Egidio, la diplomazia parallela vaticana, il buon Zuppi si trova a dirci che bisogna insomma andare a salvare i migranti perché questo è patriottismo. Il diritto al rovescio di Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. Per la prima volta ho sentito, non solo personalmente ma anche in giro, un atteggiamento partecipe della gente alla festa del 2 giugno, quella della Repubblica. Non a caso ho ricevuto, sempre per la prima volta nella mia vita via web, molti auguri di buona festa della Repubblica da parte di persone per me insospettabili di simili simpatie. Evidentemente 77 anni di vita repubblicana hanno smussato le differenze, le prevenzioni e le asperità. La globalizzazione, il web, l'Erasmus hanno reso ridicole ed evanescenti le rivalità nord-sud. Finalmente l'Italia si sente unita e orgogliosa, non solo in occasione dei mondiali di calcio. La sfilata di Via dei Fori Imperiali era piena di famiglie serene con bambini piccoli e festosi. Nessuno vuol più invadere nessuno. Per noi le forze armate sono al servizio del paese. Non a caso l'esibizione più amata è stata quella dei paracadutisti che sono atterrati davanti al Presidente della Repubblica con un immenso tricolore, non con un'arma, ma con un'idea di nazione. Ecco che naturalmente diciamo a questo punto andiamo a vedere direttamente i giornali, andiamo a vedere anche i giornali locali brevemente. Corriere del Mezzogiorno, dorso della Campania, verso l'estate, spiaggia a numero chiuso e rivolta. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, l'ospedale Covid Fiera riprendono le ostilità. Corriere del Trentino, alloggi il comune pressa la provincia, dateci 6 milioni. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, insegnanti, fermata la fuga al sud. Corriere della Sera, dorso di Bergamo, immigrati, servono strutture. Corriere della Sera, dorso di Brescia, Brescia calcio, la città contro Cellino. Corriere della Sera, dorso di Roma, fuoco ovunque, vivi per miracoli. Corriere Torino, Campovolo, la regione stoppa la Cina. Corriere dell'Alto Adige, Twenti, allarme per i lavoratori. Corriere di Bologna, gli industriali, rinasceremo ancora. Corriere Romagna, edizione Rimini e San Marino, ecco come sarà lo stadio, 500 nuovi posti di lavoro. Corriere Fiorentino, la Toscana, stop Airbnb, raffica di ricorsi. Gazzetta di Modena, i nuovi padroni del parco, Novi Sad, stazione, teatro di spaccio, risse tra bande, aggressioni, chi abita nella zona è esasperato, cercano di rubare anche nelle case. Gazzetta di Parma, le carte segrete di Carretta, sapete che è morto anche Ferdinando Carretta, altro personaggio salito alla ribalta alla fine degli anni '80 quando sterminò tutta la famiglia. La morte di Ferdinando l'avevo sentito l'ultima volta una settimana fa, le carte segrete di Carretta, parla la zia Paola, i corpi mai trovati mi tormentano, la speranza è che abbia lasciato scritto qualche indicazione per poterli rinvenire. Infine, giornale di Brescia, Brescia ferita dalla notte di follia, danni ingenti, una decina di agenti feriti per gli incidenti allo stadio, la condanna delle istituzioni del mondo sportivo è stata una vergogna, la paura di un quartiere sotto assedio ci hanno portato la guerra in casa. Adesso passiamo direttamente alla cronaca, ci occuperemo di Giulia Tramontano. Come sapete io non amo indulgere nelle morbosità che tanto vedrete nei prossimi giorni, perché ora ci sarà, questa storia andrà avanti per tutta l'estate, vedrete che a colazione, pranzo e cena nei più svariati programmi troverete un criminologo, un'esperta, un giornalista, lo psicologo, il passante, quello che sta andando a mettere i fiori intervistato dal collega armato di microfono, eccetera, 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 e tutti quanti daranno compiranno questo ennesimo atto di pornografia sociale di massa, come è stato con Avetrana, come è stato con tutti questi grandi casi di cronaca nera. Ecco, io credo che in questi casi l'unico modo davvero per rispettare i morti sia fare la semplice e asciutta cronaca. Per cui io mi limito
a dirvi quello che Impagnatiello ha detto alla GIP, per la precisione. Ero stressato, siamo qui sul Corriere della Sera, pagina 10, ero stressato da quella situazione, non solo per la gestione delle due ragazze, ma anche perché ne erano venuti a conoscenza altri, anche sul mio luogo di lavoro. Alessandro Impagnatiello, l'assassino reo confesso della compagna Giulia Tramontano, incinta al 7° mese, sostiene di non sapere perché ha ucciso. Dice che si sta interrogando da ore senza trovare risposta perché non esisteva un reale motivo se non lo stress di trovarsi per la prima volta con le spalle al muro. Il suo castello di bugie crolla quando Giulia e la collega 23enne che lavora con lui al lussuoso Armani Bamboo di via Manzoni si incontrano e scoprono di essere state ingannate e tradite. Non a caso nel provvedimento con cui il GIP Angela Minerva convalida il fermo e dispone il carcere, non riconoscendo però le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, il giudice parla di assoluta incapacità di sopportare frustrazioni, unita a una capacità organizzativa e manipolativa. Per il giudice Giulia fa capire al fidanzato che la relazione è finita, ma la ragazza è un ostacolo perché porta in grembo suo figlio. Tanto che dopo l'omicidio Impagnatiello va dall'amante e la rassicura sul fatto che adesso potranno vivere la loro relazione senza problemi perché Giulia non c'è più. Il barman trentenne viene interrogato in mattinata nel carcere di San Vittore. È in cella dall'alba di giovedì, quando ha confessato davanti ai carabinieri del nucleo investigativo e ai magistrati Letizia Mannella e Alessia Menegazzo. Di fronte al GIP conferma la prima ricostruzione, ma la corregge quando parla delle fasi più cruente del delitto. Non è vero che dopo che lui ha mangiato una piadina, Giulia ha preso il coltello con cui tagliava i pomodori per la cena e ha iniziato a procurarsi tagli sulle braccia dicendo che non voleva più vivere per poi colpirsi all'altezza del collo. La compagna, spiega ora davanti al giudice, si sarebbe ferita solo involontariamente al braccio. E quella, racconta Impagnatiello, è la molla che fa scattare la sua furia. Una ricostruzione che secondo gli investigatori potrebbe non essere ancora quella definitiva. Le ferite al braccio destro potrebbero essere in realtà lesioni da difesa. Su questo sarà l'autopsia, in programma martedì, a fare piena luce, come sul giorno e l'orario in cui è stato abbandonato il corpo in via Monterosa, dietro l'intercapedine di alcuni box, perché c'è il sospetto che tutto sia avvenuto prima di mercoledì notte, come invece racconta il trentenne. Davanti al giudice il barman dice di pensare al suicidio. L'unica forma di pentimento che abbia senso è togliermi la vita. Lo aveva già biascicato giovedì notte ai PM, quando senza versare lacrime aveva detto che il solo modo per salvare il figlio avuto da una precedente relazione dalla vergogna di avere un padre assassino sarebbe stato quello di togliersi la vita. Agli atti dell'indagine ci sono le testimonianze di familiari e colleghi. C'è quella di un'amica della vittima che spiega che Giulia le aveva riferito dopo aver incontrato la 23enne poche ore prima di essere uccisa. In un audio scioccata mi raccontava che la ragazza le aveva riferito tutto. Che sul luogo di lavoro è visto male, addirittura soprannominato lurido. Secondo quanto gli riferisce la ragazza, Impagnatiello è stato anche sospeso in passato per aver sottratto soldi al bar. Il GIP Minerva riconosce le aggravanti del vincolo sentimentale e dei futili motivi. Il trentenne rischia comunque una condanna all'ergastolo, ma non quelle contestate dai PM della crudeltà e della premeditazione. Secondo il giudice, l'aggravante della crudeltà non c'è perché il delitto non sarebbe stato caratterizzato da particolare pervicacia, tenuto conto del tipo di arma utilizzata e del numero di colpi inferti. Per quanto riguarda la premeditazione, tutto è legato alle ricerche che Impagnatiello effettua su internet poco prima del delitto alle 19 di sabato. Ceramica bruciata, vasca a bagno. Giulia viene uccisa tra le 19:30 e le 20:30, 21 di sabato e il corpo sarà effettivamente bruciato nella vasca. Ma per il giudice, come sostenuto dal difensore Sebastiano Sartori, le ricerche avvengono a ridosso del delitto. La giurisprudenza identifica i tratti distintivi della premeditazione nell'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull'opportunità del recesso. Nell'ordinanza il giudice si sofferma sul pericolo di reiterazione. Esiste lo specifico e qualificato pericolo di reiterazione nei confronti della 23enne
con la quale l'indagato sperava, avendo eliminato il pericolo costituito da Giulio Tramontano, di proseguire la relazione e che invece, avendo scoperto la doppia relazione intrattenuta da Impagnatiello, lo aveva allontanato, vanificando e quindi frustrando nuovamente le sue aspettative. Meteo. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il weekend si apre ancora una volta all'insegna dell'instabilità su buona parte del nostro paese, dove avremo precipitazioni frequenti, temperature stazionarie o in leggero calo. Al mattino rovesci e temporali potranno interessare principalmente il nord-ovest e i rilievi nord-orientali, quasi tutta la fascia tirrenica e la dorsale appenninica, mentre andrà meglio al sud. Nel pomeriggio su quasi tutta l'Italia incomberà un moderato rischio temporalesco, con fenomeni che localmente potrebbero risultare anche di forte intensità al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. E la linea torna subito ad Antonino Danna. Grazie condottiero o mio condottiere, intanto sono arrivate le vostre prime zappe al 346-642-7756. Bravo Antonino, per gli omicidi aspetto con ansia le verità dell'Abruzzone in televisione, che pena Maurizio. Ma guarda, te l'ho detto, con questa cosa ci banchettano fino a settembre, almeno fino a settembre. Vedrai, io spero che qualcuno di voi faccia 6 al Superenalotto, almeno lasciamo un po' in pace i poveri morti, almeno questo, se no state tranquilli che passeremo tutta l'estate a sentire persino l'ultima delle starlet dire la sua su questo argomento. Paolo da Brescia, Paolo, io ti voglio bene, però non mi devi mandare video così dal tuo Spider dell'Alfa Romeo. Mandalo, Giulio Cesare, per favore. No, non riesco a mandarlo in questo momento, lo mandiamo alle 9. Comunque mi ha mandato un video in cui lui, già che c'è, mi saluta dal suo Spider al vento in mezzo alla bellissima campagna della Franciacorta, alla faccia mia. Comunque divertiti che è una bella giornata. Poi ancora Marco da Milano, semplice, lo si scaraventa, ovviamente parla di Impagnatiello, lo si scaraventa in galera e si butta via la chiave. Peccato che siamo in Italia e tra infermità mentale, buona condotta e rieducazione di vario tipo lo tireranno fuori tra qualche anno. Sai, veramente la GIP ha detto che lui potrebbe colpire ancora, per cui la GIP il suo mestiere l'ha fatto. Dopo saranno altri a occuparsi della libertà di questo signore, e io vi vorrei ricordare che in questo paese, proprio per occuparsi della libertà del signore, di qualche signore che nel 75 al Circeo ha fatto quello che ha fatto, Angelo Izzo è uscito dal carcere e ha trovato modo di ammazzare altre 2 donne per poi rientrarci. Quindi attenzione anche con questa voglia di perdonismo. Allora io chiudo qui la cronaca sul caso di Senago, perché ripeto, io non credo sia necessario andare a grufolare nel dolore di una famiglia e montare su quel bailamme. Io non ci sto, non ci partecipo, mi dispiace, ma io non partecipo a queste cose. Allora, andiamo a vedere invece il giornale sulla questione appunto dell'immigrazione, e poi andiamo a vedere la questione del PNRR, perché tutta sta polemica che sta avvenendo fuori, naturalmente al governo c'è chi dice chiaramente che queste siano manovre di contenuto preelettorale. In realtà, tra l'altro, vedo qui, siamo su Il Giornale, allora andiamo a vedere, eccolo qua, pagina 2, il servizio della collega Valentina Raffa, allarme immigrazione, l'invasione.
Le ONG tedesche ora si ribellano, fanno 2 soccorsi e rifiutano i porti. Bloccate e multate. La Mare Go, abbiamo violato il decreto di un governo post-fascista, levate il vino a costoro, anche SIAE emula la Rackete e disobbedisce alle regole. Le tedesche Mare Go e CI4 non rispettano le disposizioni dell'IMRCC e decidono arbitrariamente come intervenire in mare e dove attraccare. La prima, con 37 migranti a bordo, snobba il porto di Trapani assegnatole per lo sbarco e approda a Lampedusa. La seconda, dopo aver soccorso 17 migranti in area SAR libica, invece di far subito rotta su Ortona, prende a bordo 32 migranti in area SAR italiana per poi dirigersi nel porto abruzzese. Emuli dell'esempio della Sea-Watch 3 di Carola Rackete, che disobbedì più volte all'alt delle Fiamme Gialle ed entrò in porto a Lampedusa, i tedeschi tornano dunque a sfidare il governo italiano. Chissà se c'è al largo di Amburgo una ONG italiana che prende per esempio profughi ucraini in mare e li porta dentro al porto di Amburgo e magari con la nave schiaccia la motovedetta della Guardia di Finanza tedesca, perché questo è quello che fece Carola Rackete. Forse qualcuno se l'è dimenticato. Chissà cosa farebbero i nostri amici di Berlino, chissà. Vabbè, tanto, malgrado tutto quello che aveva combinato, la loro concittadina, appunto la Rackete, se la cavò con una pacca sulla spalla, graziata dalla magistratura italiana, nonostante, oltre a entrare in acque italiane senza autorizzazione sorda agli alt dei militari della Guardia di Finanza, avesse persino schiacciato contro la banchina del porto con la sua meganave una motovedetta con i finanzieri dentro. Per Mare Go e CI4 c'è un fermo amministrativo e scatterà una multa che va dai 2.000 ai 10.000 euro. Gli spagnoli in questi casi, siccome hanno una legge molto più severa, arrivano anche al 1.000.000 di euro come multa, non 10.000 euro. Norme e confini vanno rispettati in Italia come in tutto il mondo, commenta la Lega. Dall'entrata in vigore della legge che detta regole all'operato delle ONG in mare è il terzo caso di violazione. La prima volta è accaduta il 26 marzo, quando la Louise Michel, dopo un intervento, invece di dirigersi a Trapani, effettuò altri soccorsi. Da troppo tempo le ONG lamentavano la linea del governo che ha deciso di concedere autorizzazione allo sbarco in diversi porti per evitare di gravare sempre su quelli di primo approdo, generalmente in Sicilia. E lagnanza dopo lagnanza, ecco che si è passata ai fatti. Abbiamo comunicato alle autorità che Mare Go non è attrezzata per curare le persone soccorse per quel periodo di tempo, un minimo di 32 ore di navigazione, scrive la ONG, e che il nostro equipaggio è stato in mare aperto per diversi giorni, effettuando diverse operazioni di soccorso. E quindi è irragionevole continuare così tante ore di navigazione per quanto riguarda il benessere delle persone soccorse e del nostro equipaggio. Ecco perché abbiamo deciso di dirigerci invece verso Lampedusa. La Capitaneria e la Guardia di Finanza sono state informate del fatto in assenza di altra possibilità di raggiungere un posto in sicurezza. La Mare Go attacca il governo. Abbiamo violato il decreto legge del 2 gennaio del governo post-fascista di Meloni, che è un altro strumento per lasciare affogare la gente che emigra e impedire a chi fa solidarietà di intervenire. Eppure oggi i migranti approdati sono ben 50.405 a fronte dei 19.692 del 2022, vale a dire un più 155,97% di approdi, specie in Sicilia, dove da inizio anno sono sbarcati 40.654 migranti. Come confermato dalla Guardia Costiera, il recupero dei 37 migranti, tra cui 8 donne, è stato effettuato in un unico intervento in area SAR non italiana e lo sbarco arbitrario è avvenuto alle 2:35 di ieri. Sono originari di Costa d'Avorio, Camerun, Nigeria, Sierra Leone e Burkina Faso e sono partiti da Sfax, pagando 2.500 dinari tunisini. Ieri a Lampedusa c'è stato pure uno sbarco autonomo di 12 tunisini intercettati dai carabinieri. Sia quest'ultimi che i migranti alla Mare Go sono stati condotti nell'hotspot dell'isola, dove ci sono in tutto 518 ospiti. Questo tanto per ragguagliarvi. Quindi che problema c'è? Insomma, siccome il governo è un governo post-fascista, allora uno può fare quello che vuole. Questi sono convinti davvero che il venerdì e che il sabato la gente in Italia si vesta di nero e vada a saltare nel cerchio di fuoco
come faceva fare Starace ai gerarchi. Questi qui, vi rendete conto? Questi signori qua. Levategli il vino. Allora, andiamo oltre questa vicenda, perché francamente c'è da mettersi le manine nei capelli. Siccome vi voglio leggere questa cosa, perché nel frattempo, siamo ora sul Fatto Quotidiano, pagina 2, il cardinale Zuppi dice la sua. E allora il cardinale Zuppi, presidente della CEI, al Festival dell'Economia di Torino, ieri ha attaccato il governo Meloni sulle politiche migratorie, perché come vedete piove sempre sul bagnato. Respingere migranti che potrebbero dare un grande contributo al nostro paese è poco patriottico, ha detto. L'economia, ha aggiunto Zuppi, ha un enorme interesse a utilizzare l'immigrazione in senso positivo. Il cardinale ha ricordato di avere l'importanza per l'Italia di avere manodopera per i lavori nei campi. Eminenza, mi perdoni, lei ha mai sentito parlare di caporalato? E lei lo sa chi è che sfruttano per il caporalato? Gli italiani e i migranti. Forse respingerli sarà poco patriottico, ma sostenere che il loro compito sia lavorare nei campi è certamente poco cristiano. E ancora, dobbiamo superare un modo agonistico e anche rozzo di affrontare la questione. E invece farli lavorare a 3 euro l'ora sotto il solleone, questo è cristiano, padre, eh? E confrontarci sulle visioni e sulle idealità, altrimenti, come dicono i demografi, il paese si estinguerà. Un'altra domanda per lei, Eminenza, ma incoraggiare invece gli italiani a fare figli, magari risolvendo il problema del costo del lavoro, magari dando la possibilità a tutti di costruirsi una famiglia con la possibilità di avere un mutuo, una casa, pianificare un futuro, che era quello che esisteva prima del 1992, prima che entrassimo in questo tunnel assurdo. Questo ve lo siete dimenticato. L'importante è l'accoglienza, perché poi dici che siamo razzisti, no? Sicuramente il presidente della CEI non è d'accordo con l'idea di aiutarli a casa loro. Tanto vengono lo stesso, ha concluso Zuppi. Bisogna aiutarli a partire, aiutarli a partire e aiutarli a restare. Questo è all'altezza di una tradizione cristiana che dobbiamo conservare. Messaggio preciso a Meloni. Aiutarli a partire, quindi aiutiamo gli scafisti, aiutiamoli quei figli di puttana bastardi degli scafisti che sfruttano la carne umana, che commerciano il dolore, che portano le barche a incagliarsi a sbattere volutamente sugli scogli a Cutro facendo 90 morti. Aiutiamoli tutti. Questo sì. Invece occuparci dell'Africa, un continente estremamente ricco di risorse naturali, di risorse economiche e così via, che è in questo momento in mano prevalentemente a dittature da fogna e che viene ogni giorno sfruttato dalla Cina, che ha attivato nei confronti dell'Africa un neocolonialismo nei confronti del quale quello che ha fatto l'Europa in Africa nel XX secolo è praticamente acqua fresca, per il semplice e banale motivo che questi arrivano e ti dicono non ti preoccupare, le infrastrutture le facciamo noi. Tanto le infrastrutture vanno verso i porti vengono dragati, per che cosa se ne servono? Per coltivare soia e garantirsi l'autosufficienza alimentare, oppure per avere accesso all'uranio, oppure per avere accesso alle risorse petrolifere e così via. Allora, quello è giusto, cara eminenza Zuppi, quello è giusto, evidentemente è anche cristiano. Invece noi altri dobbiamo occuparci di favorire il lavoro degli scafisti. Come se nel catechismo scritto da un signore di nome Joseph Ratzinger, così, giusto per ricordarlo, non ci fosse scritto che esiste anche un diritto a non emigrare, altro che tanto vengono lo stesso. Continuate così che finite come il PD. Allora, vabbè, è il momento di uno spazio comico, dai, perché è giusto darvi anche un momento di divertimento, se no poi
facciamo troppo le persone serie. Andiamo a pagina 4 del Tempo, ed ecco l'intermezzo comico che arriva. Esordio sfortunato per Di Maio, bloccato il suo profilo Twitter. Account sospeso, l'ex grillino è diventato rappresentante speciale di Bruxelles del Golfo Persico. Come un gatto in tangenziale, scrive il collega Cristian Campigli, meno duraturo della neve al sole o dello yogurt aperto e lasciato in frigo, che peraltro poi assume un sapore. Non è il momento migliore per Luigi Di Maio, che dopo i disastrosi risultati elettorali era riuscito miracolosamente a riciclarsi in un ruolo tutt'altro che secondario. Ma il suo esordio come rappresentante speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico è stato un piccolo disastro. Come è noto, il fu gemello diverso di Alessandro Di Battista, dopo il tonfo alle politiche di settembre, aveva chiuso tutti i suoi profili social. 2 giorni fa Baldanzoso ne ha riaperto uno su Twitter, sorridente, con una nuova foto in giacca nera e cravatta celeste, con alle spalle la bandiera dell'Unione Europea. Primo giorno in carica come rappresentante speciale per l'UE nel Golfo. Sono pronto e pienamente impegnato con gli altri Stati membri, le istituzioni dell'UE e ciascuno dei nostri partner nella regione. C'è così tanto in gioco e così tanto da fare attraverso un dialogo sincero e di rispetto reciproco per la nostra sicurezza e prosperità condivise. Chiedere ad Andrea Costantino per ulteriori delucidazioni. Ve lo ricordate Andrea Costantino? Sì, ve lo ricordate che siamo stati noi e i ragazzi dello Zoo di 105 a fare casino immane per riaverlo in questo paese. Parole di circostanza che però evidentemente non sono piaciute a chi gestisce la sicurezza del popolare social di Elon Musk. Infatti già da ieri mattina l'account dell'ex leader grillino risulta sospeso, per motivi al momento sconosciuti. Lo stesso posto, oltre che in italiano, era stato cinguettato anche in inglese, persiano e arabo. Lo staff dell'ex vicepresidente del Consiglio minimizza dicendo che si tratterebbe solo di un problema tecnico. Tra mille dubbi, un'unica certezza: il ritorno sui social di Gigigno è stato accompagnato da migliaia di commenti sprezzanti, si è andati dal non proprio un po' di vergogna a rappresenti solo i venditori di bibite del Maradona. Pungente anche il commento dell'ex senatore grillino Nicola Morra: ci auguriamo che faccia meno danni di quelli fatti in Italia, di quelli fatti al Movimento 5 Stelle, perché è veloce a imparare, ci dovrebbe riuscire facilmente e magari si potrebbe fare perdonare le minchiate fatte in questi anni. Mai dire mai. Auguri. Bene, che ora si è fatta? Le 8:48, un ultimo sguardo al tema sulla stampa delle europee, perché c'è questo retroscena su Matteo Salvini, e poi abbiamo una testimonianza di Francesca Corbella. Voi la conoscete, conduce per noi Largo ai bambini. Ecco, Francesca Corbella ha una proposta per voi per quanto riguarda la questione dell'Emilia Romagna, anche perché lei è stata con i ragazzi della Lega, è intervenuta nel 1999 per un'altra alluvione che tra poco vi racconterà, e quindi anche questo è qualcosa che vi offriamo per riflettere un po' su. Allora, l'incontro con Le Pen, siamo qua sulla stampa, retroscena del collega Francesco Olivo. L'incontro con Le Pen e messaggi a popolari e conservatori, la Lega prepara le europee, il vice premier chiude a un ingresso nel PPE ma ha l'obbligo di allontanarsi dall'irrilevanza. Le mosse europee di Salvini, scaricare i nostalgici tedeschi per uscire dall'isolamento. Un incontro con Marine Le Pen, una strizzata d'occhio all'ultradestra portoghese, ma anche messaggi a popolari e conservatori europei. E interviste ai grandi giornali europei. Matteo Salvini vuole uscire dall'isolamento nell'UE. Quello che ha vissuto in questi 4 anni è soprattutto ancora maggiore, che rischia di arrivare con un eventuale patto tra conservatori e CR e popolari per spostare a destra l'asse della Commissione UE. Un'operazione che lascerebbe fuori il gruppo parlamentare della Lega Identità e Democrazia. Da qui al voto europeo c'è un anno di tempo e i giochi si determineranno soprattutto dopo le elezioni, numeri alla mano. Ma il leader leghista ha fretta e sta pensando alle prossime mosse. La prima è mandare segnale al centrodestra, sperando di essere incluso in questa difficile operazione politica per escludere la sinistra dalla guida del governo comunitario, condotta da Giorgia Meloni e il leader dei popolari Manfred Weber, con l'appoggio di Antonio Tajani. Al tempo stesso, Salvini vuole rafforzare la sua rete europea.
La settimana prossima incontrerà il leader di Cega, Andrea Ventura, l'ultradestra portoghese in grande ascesa nei sondaggi. E nel corso del mese di giugno in calendario c'è un viaggio a Parigi per incontrare Marine Le Pen e forse un altro a Madrid per cercare interlocutori in Spagna, che al momento non ci sono. Vox è alleato di Meloni e il PP di Forza Italia. Se l'urgenza è chiara, a Salvini l'approdo molto meno. Le ipotesi prese in considerazione dal leader leghista in questo momento sarebbero due: o avvicinarsi se non aderire ai conservatori come socio minoritario, oppure proseguire in solitudine la strada sovranista. Il Carroccio al momento esclude qualsiasi ipotesi di ingresso nel PPE, anche tra i popolari i veti sarebbero molti. Entrambe le strade portano con sé delle controindicazioni pesanti. Meloni ha già affermato un anno fa la fusione tra il suo gruppo e quello di Salvini e Le Pen. Hanno pesato interessi individuali, ha detto il vice premier in un'intervista del País. E oggi ECR appare più interessata ad allargarsi al centro col PPE, ma anche con qualche elemento dei liberali di Renew, che alla sua destra. Il gesto che Salvini è disposto a fare è sacrificare alcuni dei suoi alleati, in particolare i tedeschi dell'Alternative für Deutschland AfD, che al suo interno conserva ancora tracce di neonazismo. I compagni di viaggio imprescindibili restano gli austriaci di FPO, che 2 mesi fa hanno lasciato i propri scanni durante il discorso di Zelensky al Parlamento di Vienna, e ovviamente Le Pen. La leader del Rassemblement National ha ribadito di recente la sua vicinanza a Salvini piuttosto che a Meloni. La sua presenza è fondamentale in termini numerici, ma ingombrante in termini politici. In particolare i polacchi del PiS, il partito di governo, non accettano i suoi legami con la Russia, e così anche i cechi del Partito Democratico Civico del premier Petr Fiala. La strada dell'isolamento però ha una controindicazione ancora maggiore. Meloni non può accettare di vedere una Lega alleata a Roma e nemica a Bruxelles di un'eventuale commissione di centrodestra. Adesso diamo la parola a Francesca Corbella, poi alle 9 lo stacco e un pezzo degli articolo 31 italiano medio del 2003, dopodiché vedremo lo scoop della verità e apriremo il telefono allo 0292947222. Lo scoop della verità, ovviamente dopo italiano medio del 2003 dedicato a Bina. A tra poco. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno Antonino, buon inizio di settimana a tutti, anche da me, da Francesca Corbella. Mi permetto di sottrarre ad Antonino pochi minuti del tempo che solo lui sa impiegare così ottimamente da queste frequenze per raccontarvi una piccola storia. Nel ottobre del 2000, io ricordavo 99, ma invece fu il 2000, esattamente dal 13 al 16 ottobre, i 4 fiumi della città di Torino, il Sangone, il Po, lo Stura e la Dora Riparia, che si incontrano magicamente nella città, esondarono. Fu un'alluvione di portata storica, la città sommersa da metri e metri di fango. Vi dico solo che non si vedevano più i murazzi, che sono dei muraglioni alti 5-6 metri, e la città fu messa in ginocchio. Come peraltro metà Piemonte, insomma, perché poi esondarono e allagarono i fiumi, tutti i fiumi del Piemonte, allagarono mezza pianura padana, e fu una tragedia colossale, esattamente come quella di oggi. Le immagini di oggi mi riportano a quel ricordo. Perché vi racconto questa storia? Ve la racconto essenzialmente per invitare i giovani a una riflessione e a una partecipazione nei fatti che stanno accadendo in Emilia-Romagna. Servono spalle, servono energie fresche e giovani, e soprattutto serve ai ragazzi di fare un'esperienza umana di grande portata e importanza per la loro propria vita, oltre che per quella degli altri, a cui potrebbero prestare appunto aiuto volontario. Nel 2000 io ero abbastanza giovane, più di adesso chiaramente, e andai volontaria con il gruppo Giovani della Lega a Torino, e fu, diciamo, una goccia nel mare il mio apporto dal punto di vista proprio dell'utilità sociale. Ma questa goccia, che poi si sommò ad altre gocce, naturalmente fece il suo, diciamo così. Allora noi ci siamo
aggiunti ad altri gruppi, perché necessariamente occorre in queste circostanze andare organizzati, non si può andare a caso, non basta il cuore ma ci vuole organizzazione, e quindi avevamo raggiunto dei gruppi che ci hanno poi assegnato a questa fabbrica di tessuti che sorgeva lungo la Dora, esattamente in un punto ribassato del terreno, quindi era stato un invito magnifico per l'acqua a defluire esattamente da quella parte, e questa piccola azienda, che era gestita da un signore, un giovane, meridionale peraltro, ma non ha importanza, era non lo dico perché era l'epoca in cui la Lega era invisa, sembrava che fosse antimeridionalista, bla bla bla, non voglio adesso partir per la tangente, però all'epoca era difficile essere in questo movimento, insomma, e in quell'occasione questo signore aveva molto apprezzato il lavoro di tutti i ragazzi. Chiusa parentesi, questo signore aveva degli scaffali enormi con bobine di tessuti, perché era un venditore all'ingrosso, che erano state completamente intrise di fango, e dovevamo tirarle giù dagli scaffali che erano sommersi dal fango, portarle a mano pienissime di fango, quindi pesantissime, su un carro, e poi da lì sarebbe passata la terza urbana per portare via tutto, e nel contempo dovevamo spalare con le vanghe a mano, a spalle, questi quintali di fango che naturalmente erano pesantissimi, mettere questo fango in dei bidoncini trasportabili sempre a mano, poi andavano sversati in un bidone più grande e da lì poi qualcuno sarebbe venuto a portarli via. Insomma, questo signore e la sua famiglia, che erano i proprietari di questa azienda, piangevano. Piangevano, ma non si davano per vinti, e noi eravamo in una decina di persone ad aiutarli, e un momento commovente perché nel frattempo continuava a piovere, per cui immaginatevi il disagio e anche il freddo, perché era ottobre. Il momento più commovente è stato quando a un certo punto ha smesso di piovere e la signora ha allestito una cucinotta da campo in qualche maniera in questo cortile sommerso dal fango, dove stavamo dentro fino al ginocchio, e ha fatto una pasta asciutta fantastica, e quindi lì è partita anche l'allegria, gli abbracci, le lacrime, insomma è stato veramente molto molto bello. E questo per 2 giorni. Perché, al di là della mia esperienza umana personale, è importante che i ragazzi partecipino adesso a questi lavori di volontariato, a questi gruppi di volontariato in Emilia Romagna. Il lavoro volontario è essenzialmente utilità. Utilità per sé, utilità sociale per gli altri. Cos'è l'uomo se non è utile? Punto di domanda. Quindi la risposta la diamo noi stessi con il nostro relazionarci quotidiano con le persone che ci stanno vicine, con le persone che ci sono lontane, con chi incontriamo in modo estemporaneo anche per un minuto sull'autobus. Siamo utili, dobbiamo essere utili, e questa utilità è venuta meno in questi ultimi decenni, diciamo così, come spirito di corpo, è venuto meno, ed è molto, molto, molto importante. Il secondo elemento da non sottovalutare è che il lavoro volontario è libero, essenzialmente libero dalle pressioni e dai ricatti del denaro, a cui necessariamente è assoggettato nel lavoro non volontario, nel lavoro. E parlo di ricatti del denaro anche quando il denaro dipende da noi stessi. Anche per l'imprenditore sussiste il ricatto del denaro, oltre che per il dipendente e per tutti i tipi di lavoro prezzolati, retribuiti. Qualunque lavoro retribuito è soggetto a questo vincolo, che è di tipo ricattatorio in moltissime situazioni, diciamo sempre. Il lavoro volontario non è assoggettato al bisogno, non è impellente, quindi è frutto di una scelta libera, volontaria per l'appunto, naturale, e frutto di uno slancio che arriva da dentro. Inoltre procura un grandissimo piacere,
che, attenzione, non è un piacere egoico, perché molto spesso nessuno ti dice neanche grazie. È un piacere appunto, come dicevo poco fa, dell'utilità, del bene, del benessere, dello slancio vitale naturale, spontaneo, e della socialità, perché nel lavoro volontario si incontrano altre persone che sono motivate dallo stesso slancio istintivo, senza nemmeno bisogno che venga messo in chiaro, e questo è veramente molto bello. Ci son persone, per esempio, che lavorano volontarie alle 2 di notte sui camioncini della Croce Rossa, ma vien da dire: "Ma chi glielo fa fare? Ma chi glielo fa fare?" Queste cose glielo fanno fare. Ecco, io avevo un'amica che durante il terremoto dell'Aquila è andata a raccontare le fiabe ai bambini sfollati nei container, e quanto bisogno c'era di semplici fiabe in quel momento per i bambini. Bambini magari orfani, magari scappati di casa senza più nulla, costretti a stare nei container. Semplici fiabe. Ecco, quindi io, ho forse esaurito il mio tempo. Vi ringrazio per l'ascolto e, ripeto, invito tutti, chi è in forze e anche chi non ne ha, perché per leggere fiabe non c'è bisogno di forza fisica, e invito soprattutto i ragazzi, che ne hanno un gran bisogno, ad unirsi ai gruppi di volontariato in Emilia Romagna. Un caro abbraccio a tutti, grazie Antonino, grazie mille, a presto da Francesca Corbella. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero, per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Ed erano J-Ax e gli articolo 31, ridiamo la linea subito ad Antonino Danna per l'ultima parte della sua rassegna stampa, apriamo anche le linee allo 02 92 94 7222, continuate pure a mandare i vostri WhatsApp al 346 642 7756. Grazie condottiero, mio condottiero, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre, come si suol dire, la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Nel frattempo io stavo cercando qua nell'archivio di Italia Oggi un pezzo che ho scritto proprio io, scusate se mi cito addosso, nel quale raccontavo proprio questa storia delle multe alle ONG. Vediamo se riusciamo a trovarla. Sì, eccolo qua. Infatti vedi che The Web Never Forgets, siamo qua su Italia Oggi. Era Italia Oggi di quando? 5 luglio 2019. Ecco qua, sentite un po' qui. Vi leggo solo l'inizio, così poi ci riflettete sopra. Già che ci siete, riflettete su questo. Il 27 giugno 2019, un giorno dopo aver levato le ancore verso il Mediterraneo centrale, la nave Open Arms dell'omonima ONG ha ricevuto una lettera dal direttore generale della Marina Mercantile, il Ministero dello Sviluppo spagnolo, dottor Benito Núñez Quintanilla. Sapete che cosa c'è scritto in quella lettera? Se la ONG salverà qualche vita in mare potrà pagare un multone da 300.000 a 901.000 euro. Carola Rackete se l'è cavata con 16.000 euro di ammenda, peraltro mentre la sottoscrizione popolare per lei era arrivata a quota 400.000. Salute. Quintanilla ha spedito 3 lettere di questo tono in almeno 3 occasioni, spiega il diario.es. Nella lettera si avvisava che non si potranno realizzare operazioni di ricerca e salvataggio in quanto non vi è il permesso dell'autorità responsabile della regione ricerca e salvataggio, zona SAR, dove si naviga, è sempre sotto la coordinazione di tale autorità. Pertanto è vietata alla nave mettersi in navigazione allo scopo di svolgere missioni di salvataggio o altre attività che si concludano con tutta probabilità in tali operazioni se non ci sono permessi delle autorità corrispondenti, come ad esempio Malta o l'Italia. Insomma, per il governo spagnolo, che parla per bocca di Quintanilla, le operazioni di salvataggio devono essere di carattere spontaneo oppure occasionale con motivo della navigazione normale dell'imbarcazione. Saranno sottoposte al rispetto delle normative nazionali o internazionali poi sul salvataggio in mare. Esempio stupido ma chiaro. Se il comandante del Villa, uno dei traghetti delle Ferrovie dello Stato che collega Messina con Villa San Giovanni, trova un migrante che sta affogando in mezzo allo stretto e lo salva, è un conto. Ma la nave in realtà è uscita in mare perché sta traghettando i treni e i passeggeri. Sta facendo il suo compito di tutti i giorni, non è uscita in cerca di gente da salvare. E qua è lo stesso. Open Arms è in navigazione? Bene. Se le capita di incrociare disgraziati è un conto. Se va a mettersi volutamente in acque libiche aspettandosi di incrociare barconi o gommoni senza benzina come ha fatto Carola, allora è un altro paio di maniche. Trovandosi facendo, Quintanilla ricorda che le autorità spagnole potranno ordinare alla nave il suo ritorno in un porto spagnolo per rendere effettivo il suo fermo se Open Arms persevererà nella condotta di svolgere operazioni di ricerca e salvataggio senza rispettare quanto le è stato imposto per legge. I multoni quindi scatterebbero per infrazioni contro la sicurezza marittima o la gestione del traffico marittimo, che nel caso delle 2 ONG tedesche è io ti dico di sbarcare a Gioia Tauro e a Gioia Tauro deve andare, no che vai a Lampedusa, fai quello che cavolo vuoi tu, e il ritiro della patente nautica del comandante, al momento di quella nave era tal Gonzalo Gomez, sulla base di infrazioni gravi o molto gravi contro la sicurezza marittima. Io tanto vi dovevo, non è bello citarsi addosso perché sta cosa l'ho scritta io 4 anni fa, nell'estate di 4 anni fa, però era giusto dirvi che non me la sono sognata la multa fino a 901.000 euro. Zappe che voi avete mandato molto brevemente.
Buongiorno signor De Donno. No, io ho scritto un libro su De Donno, ma sono Antonino Danna. A proposito di Manzoni, vista la sua grande passione e competenza, grazie, vorrei farle notare altre opere tipo la Delchi, il cui coro canta dagli antri muscosi dai fori cadenti. Penso che meriti un suo sempre prezioso pensiero. Complimenti per il suo operato, Angelo Capelli da Parre, Bergamo. Poi ancora, che altro dire? Che Manzoni era italiano, ha scritto una storia da italiano, sognava l'Italia degli italiani. Questa è la realtà. Quello che ha detto Mattarella non sta né in cielo né in terra. Antonino, su quel profilo giginesco ci stava benissimo ad hoc l'insegnamento sonoro di Edoardo De Filippo sul pernacchio, Luciana da Udine. Marco da Milano, dovrebbero fare un TSO a Borrello, è colpa sua se Gigino è riuscito a pararsi il fondoschiena. Gio da Varese, Antonino, ma uno Stato che si rispetti fa imporre le regole, si fa imporre le regole da navi ONG non nostrane, a prescindere che ormai credo che ci siano ben poche persone che credano a sistematici pericoli di naufragio creati a hoc per essere soccorsi e guarda caso portarli in porti sicuri che al 99% si trovano in territorio italiano. Io penso sia ora di svegliarci perché ormai siamo allo stato di paese ridicolo. Poi si dice che nei paesi nordafricani non possono rimanerci perché torturati, seviziati e via di questo passo. Ma allora mi chiedo, perché non risolvere questa situazione? È così impossibile? No, ci vorrebbe un piano Marshall per l'Africa o il nostro piano Mattei che la Meloni ha proposto. Però per fare questo significa che tu devi andare contro tutte quelle anime belle che non appena il primo soldato mette piede o arrivano le aziende e cominciano a fare a costruire impianti e così via, cominceranno a gridare che stiamo colonizzando l'Africa di nuovo, come abbiamo fatto col fascismo, come abbiamo fatto con Crispi, fino a Rubattino quando si comprò la baia di Assab nel 1885 per l'Eritrea, colonia primogenita. Ecco, ce l'andranno a ricordare fino a lì, amico mio. Caro Antonino, appunto perché la Chiesa sta facendo la fine del PD, che hanno bisogno di mettere a reddito i loro patrimoni, Pietro. Beh, finché le sanzioni partono da 2.000 a 10.000 euro, cioè niente, Graziella. Lo Stato darà una medaglia per questi che se ne fregano un'altra volta, presi per il culo, buongiorno. Allora, torniamo a noi. Vi dicevo dello scoop della verità. Facciamo una bella cosa, Giulio Cesare, siccome il tempo è poco, noi la conversazione col colonnello Calcagni la diamo dalle 10, va bene? Va bene, va bene. Ecco, perché oggi il garage dell'Alfista non c'è, riprenderà la prossima settimana. Usiamo questa mezz'ora per concludere la nostra rassegna stampa e aprire le linee. Voi però continuate a mandare le vostre zappe. 346 642 7756. Allora, andiamo a vedere questo scoop che ha fatto La Verità. Vi ricordo che in prima pagina c'è scritto, e così vi leggo, esclusivo, così è stata costruita la trappola dell'Hotel Metropol, le trame russe dell'Espresso per incastrare Salvini e la Lega. L'autore dei pezzi sui presunti rubli al Carroccio e l'uomo che partecipò alla trattativa con i moscoviti e la registrò erano amici da tempo. Prima e dopo l'incontro ci furono frequenti contatti tra i due che volarono assieme a Mosca per organizzare lo scoop. Maurizio Belpietro scrive: qualcuno deve rispondere a molte domande, anche perché sarà una pubblicazione a puntate che verrà fatta dalla Verità. La magistratura ha già chiarito, scrive Maurizio Belpietro, che nel caso del Metropol, ossia nella strana trattativa per una fornitura di petrolio che avrebbe visto riunite persone vicine alla Lega e altre vicine a Putin, non c'è nulla di penalmente rilevante. Tuttavia, ciò che è rimasto nell'ombra sono gli antefatti che portarono alla riunione in un salottino dell'hotel di Mosca. Ora, la Verità, grazie all'impegno profuso dal nostro Giacomo Amadori nell'andare fino in fondo alla vicenda, può chiarire ciò che è rimasto nascosto e soprattutto riscrivere la storia per spiegare che non soltanto che non c'è mai stata, ripeto, che non c'è mai stata una maxi tangente, come già appurata dai PM, ma che dietro, eccolo qua, ma che dietro all'incontro di quei signori avvenuto alla vigilia delle elezioni del 2019 si nascondeva un grande intrigo che aveva come obiettivo quello di incastrare Matteo Salvini e la stessa Lega. Le sorprendenti rivelazioni si basano sul rapporto della Guardia di Finanza, che per conto della Procura di Milano ha scritto un'informativa
in cui si ricostruisce nel dettaglio che cosa avviene prima della riunione di Mosca, dove si sarebbe discusso del presunto affare. In pratica, i segugi delle Fiamme Gialle hanno scoperto preesistenti contatti tra il protagonista di quella strana operazione, ossia l'avvocato Gianluca Meranda, e uno dei giornalisti che nel 2019 firmarono lo scoop dell'Espresso. A differenza di quanto era trapelato e ciò che era stato fatto credere, Meranda e Tiziani, il cronista del settimanale a quei tempi di proprietà di Carlo De Benedetti, oggi il giornalista è emigrato al Domani, sempre di De Benedetti, erano in contatto da tempo. Perciò, al contrario di quant'era sembrato o si era accreditato, è lecito supporre che gli inviati a Mosca della rivista De Benedettiana non arrivarono al Metropol seguendo chissà quali piste, ma su indicazione dello stesso Meranda. Del resto, l'avvocato d'affari rimasto senza affari e il cronista a caccia di scoop, guarda caso, viaggiarono sullo stesso aereo diretti a Mosca. In pratica, da quel che emerge dall'informativa della GDF, Meranda e Tizian prima si vedono nell'ufficio del legale, poi partono per la capitale russa, dove si terrà il famoso summit in cui si sarebbe dovuto siglare l'accordo per la fornitura miliardaria, con annessa tangente agli uomini di Salvini. Cioè, fino a ieri, tutti credevano che il cerchio magico del segretario leghista si fosse mosso per trovare fonti di finanziamento e fosse atterrato a Mosca. Al Metropol, vediamo un attimo di tirare giù questa pagina, così almeno la vediamo subito, la vediamo meglio. Eccola qua che arriva. Quindi questo è quello che Belpietro e La Verità hanno trovato. Vi dicevo, al Metropol, ecco che si carica, se ce la fa, si carica? No. Cosa mi carica? La pubblicità? No, non mi caricare la pubblicità. Eccoci qua. Eccolo qui. Dicevamo, al Metropol i rappresentanti del Carroccio si sarebbero fatti assistere da un legale, ma poi, quando l'affare era tramontato, qualcuno aveva registrato la conversazione e aveva spifferato tutto ai cronisti. Ma a quanto pare i giornalisti sono stati coinvolti non a cose fatte, o meglio, quando l'operazione è abortita, come una specie di ritorsione. No, l'inviato probabilmente era della partita fin da subito, tanto che oltre ad aver avuto frequenti incontri con Meranda, lo seguì nel viaggio a Mosca. In principio si era detto che il giornalista 007 si era messo a distanza d'orecchio dal gruppetto, così da poterne ascoltare la conversazione. Tutto falso. L'incontro, ormai è certo, fu registrato da Meranda, il quale poi si incaricò di consegnare una chiavetta USB al giornalista che si era portata lì. A questo punto sono legittime alcune domande. Perché l'avvocato d'affari parla con Tizian prima ancora che si discute dell'operazione? Fino a ieri immaginavamo che egli avesse cantato per vendicarsi, inferocito perché il maxi accord era andato a monte. Ma se così non è, come pare di capire, la compravendita non è mai stata concreta. E allora perché Meranda la anticipa al cronista dell'Espresso? Qual era il suo vero obiettivo? Guadagnare un mucchio di soldi nel caso in cui la trattativa fosse andata in porto o incastrare qualcuno? La domanda è legittima, perché se la storia va riscritto anche l'epilogo, ovvero la reazione furibonda del mentore verso lauti guadagni. E se i compensi non sono mai esistiti, e nei prossimi giorni spiegheremo perché, se Meranda era in contatto col cronista dell'Espresso ben prima del viaggio a Mosca, se l'avvocato ha tenuto costantemente informato Tizian di tutti i passaggi, qual era l'obiettivo del curioso gruppetto? Di certo non la percentuale sul petrolio venduto. E allora a che cosa miravano Tizian, Meranda e compagni? Come avrete capito, siamo di fronte a un intrigo ben più complesso di quello che finora ci è stato raccontato. Siamo davanti a un'operazione che, guarda caso, prende vita prima delle elezioni europee del 2019 e ha per protagonista un legale molto inserito nella massoneria. Ma di questo ci occuperemo nei prossimi giorni. Antonino, abbiamo una chiamata. Pronto, chi è là? Pronto? Ciao Antonino, Sì. Giorgio Zamerati. Senti, ho molto apprezzato quello che stavi dicendo a proposito dell'ondata di migranti. Ora, ovviamente quello che conta è quello che hai scritto nel tuo articolo, ma soprattutto quello che conta sono i risultati dopo l'azione di governo attuale
e cosa che non si rende tangibile in quanto ci sono degli aumenti spropositati. Mi riferisco alla proposta, chiamiamola, dei nostri compartecipanti al governo e al fatto di aver proclamato più volte il blocco navale. Ora, che non si possa attuare il blocco navale non lo so, ma queste sono promesse elettorali, però la Spagna ci riesce. Allora, che ci stiamo a fare lì? Punto di domanda, mi puoi dare una risposta? Ciao. Il blocco navale, come si è detto, è un atto di guerra. In realtà Giorgia Meloni nella sua biografia, Io sono Giorgia, lo spiega che cosa intenda con blocco navale, e cioè una maggiore cooperazione con i paesi da cui partono gli scafisti, proprio allo scopo di bloccarli e rispedirli indietro, il che significa fare anche dei centri di prima accoglienza direttamente lì, che siano però sotto la supervisione del nostro paese e non in mano ai libici che fanno carne di porco di questi poveri cristi. Questo è il punto. Più, naturalmente, il piano Mattei. Allora, con una mano ti dico no, qua noi non abbiamo la possibilità di darti spazio e comunque abbiamo il diritto di regolare e di regolamentare l'immigrazione, perché strano ma vero è un diritto che è riconosciuto in capo agli stati. Secondariamente, oltre a questo, ci occupiamo del continente nero e ci occupiamo soprattutto di tutto un mondo nel quale la Cina sta facendo quello che vuole e nessuno ha il coraggio di dirlo, incluso il cardinale Zuppi. Tutto qui. Altre zappe che sono giunte, Ambrogio. Buongiorno signor Danna, buongiorno a te. Per quanto riguarda il grande Di Maio, sa cosa gliene può fregare del fatto che abbiano bloccato il suo profilo? Tanti suoi bravi 15.000 o più mensili li porta a casa. Come c'è ragione Ambrogio. Ci hanno detto che questo governo non poteva fare nulla per questa ignobile nomina e ci voglio credere, però potevano almeno fare più rumore mediatico, però niente, come sta facendo contro l'invasione in atto. Sono deluso e amareggiato, anche se un po' me l'aspettava Ambrogio. Sì, però mentre vi deludete e vi amareggiate, pensate se avesse vinto la Schlein, che cosa ci sarebbe adesso? Cioè, guardate un po' anche the big picture, ragazzi, perché ora non è che facciamo come a quello che per vendere il suo prodotto scredita quello dell'altro, non è questo il punto. Però guardate anche qual è il migliore dei mondi possibili. Maurizio, ciao, ma la Spagna è un paese serio a cui dovremmo trasferirci. In Italia solo paurosi governanti che non sanno far legge o applicare quelle che ci sono. Se necessario andiamo allo scontro. Ma quale scontro, Maurizio, dai. Ciao Antonino, in fatto di immigrazione siamo sempre alle solite grida manzoniane, cambiano i suonatori ma la sonata è sempre la stessa. Giovanni a Bergamo. Buongiorno Antonino, chi è che mi manda sto bacetto? Non ti sei firmata? Presumo tu sia una donna, non lo so, comunque firmati. Poi non sia mai, Dario, non sia mai che qualcuno si interessi alla nave piena di 007 affondata nel lago, meglio accanirsi sul Pagliuca. Brava stampa, non ti spentisci mai. Ciao Dario, scusami Dario, noi abbiamo dato informazioni su questa vicenda nella rassegna stampa. Stamattina non ce ne sono, per cui naturalmente io non ti posso leggere pezzi sull'argomento, ma ieri, avantieri e così via, Giulio Cainarca ha fatto il suo dovere. Quindi dov'è brava stampa, non ti smentisci mai. Allora, adesso parliamo di 2 giugno. Anziché parlare di tutta la retorica di ieri, l'unica cosa notevole, Mattarella con la Flaminia 335, vettura d'epoca che in teoria non potrebbe circolare, ha circolato a Roma. Gualtieri, sei veramente un genio, no? Non parlo del professor Gualtieri che è un genio davvero, sto parlando del sindaco di Roma che ha proibito ai proprietari di auto d'epoca di andare in giro per la città, perché si sa che una Fiat 500 di 50 anni fa che esce una volta tanto inquina e va ammazza a tutti. Adesso noi invece parliamo di un'altra cosa, perché la Repubblica, lo Stato è nei suoi servitori, segnatamente nel sacrificio dei suoi servitori, tra cui Falcone e Borsellino. Bene, il 23 c'è stata a Palermo, il 23 maggio, la rievocazione, le scuole sono scese da tutta Italia, hanno viaggiato da tutta Italia per arrivare a Palermo. Tra di loro c'era la professoressa Giusy Rosato, che voi conoscete e che ascolterete più tardi, e nella conversazione col colonnello Calcagni che manderemo in replica alle 10, state a sentire che cosa è successo e come sono andate le cose. Vai Giulio Cesare.
La mafia teme più la scuola della giustizia. L'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa. Con queste parole, il giudice Nino Caponnetto, che dopo aver guidato il pool antimafia di Palermo tra il 1983 e il 1988, continuò il suo impegno incontrando i giovani in Italia per trasmettere loro il senso di una legalità che si fonda sulle scelte quotidiane, ci richiama ad una dimensione profonda, irrinunciabile dell'educazione, che non è una questione di parole, ma di responsabilità. Responsabilità e conoscenza. Ecco le due anime del processo formativo. E proprio queste due anime, intrecciate tra loro, hanno guidato il nostro viaggio della legalità 2023 a Palermo, dal 21 al 24 maggio, in occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i 3 agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Io, docente del liceo ginnasio statale Daniele Manin di Cremona, rappresentavo il mondo della scuola cremonese e 2 colleghi dell'istituto Sraffa di Crema, con una delegazione di 15 studenti, rappresentavano la realtà scolastica cremasca. Un'esperienza densa, intensa, ricca e arricchente sotto diversi profili, umano, professionale, culturale, sociale. Un'esperienza estremamente interessante, coinvolgente, appassionante, commovente per alcuni tratti, emotivamente forte. La giornata clou del 23 maggio è stata anche l'occasione per commemorare le vittime delle stragi del 93 a Firenze, Milano e Roma. Centinaia di docenti e studenti provenienti da tutta Italia hanno risposto ancora una volta all'invito della Fondazione Falcone a vivere queste giornate con la consapevolezza che la memoria sia impegno. Impegno costante a lavorare nella società per creare una coscienza antimafiosa, perché la lotta alla mafia deve essere un impegno di tutti, a partire dal basso. Impegno costante significa costruire una cultura condivisa della legalità attraverso la scuola, l'istruzione, la sensibilizzazione dei giovani, che sono persone non indurite dagli egoismi, non corrotte o intossicate dalla sete di denaro e di potere, persone ancora sensibili al sogno, all'utopia, a tutto ciò che trascende i confini di un io sempre più facile preda dei demagoghi e degli spacciatori di illusioni. Abbiamo bisogno di una memoria viva che si traduca ogni giorno in responsabilità e impegno concreto. Dobbiamo trasformare la memoria del passato in un'etica del presente. Dobbiamo fare della nostra Costituzione un'etica e una pratica di vita. Il sentimento di amore deve essere inseparabile dal sentimento di giustizia, dalla volontà di costruire una società con molti meno io e molti più noi. A 31 anni dalle stragi di mafia del 92, il 23 maggio quella di Capaci, il 19 luglio dello stesso anno quella di Via D'Amelio, e a 30 da quelle del 93, quel disegno politico dietro le bombe non può non continuare ad interrogarci, ad interpellare le nostre coscienze, a scuotere i nostri animi. Per combattere le mafie bisogna partire dal basso, dal microcosmo di ciascuno di noi, nel nostro essere e agire quotidiano. È necessario smantellare una cultura mafiosa che fa del consenso di massa il punto di forza per alimentare il potere delle consorterie mafiose e della criminalità organizzata. Per questo diventa importante sensibilizzare i giovani, la comunità civile, far conoscere, far capire, leggere, interpretare correttamente la realtà nei suoi meandri più reconditi, nelle sue pieghe più nascoste, per educare ad una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile. La mafia, le mafie sono annidate nei nostri territori, anche al nord, radicate da decenni di malaffare, immischiate nel mondo dell'imprenditoria, della politica, dell'economia, della finanza. La lotta alla mafia è una battaglia di legalità e di civiltà,
Non basta scrivere le leggi nei codici se prima non le abbiamo scritte nelle nostre coscienze, spesso passive, un po' addomesticate, che trasformano la legalità in qualcosa di strumentale, malleabile, calibrato a seconda degli interessi del momento. Prima di parlare di legalità, bisogna parlare di responsabilità, che è la base della nostra libertà. La legalità resta una parola astratta, lontana se non si associa alla civiltà. La giustizia sociale, i diritti, l'educazione, il lavoro, le politiche sociali, la famiglia, i giovani, gli anziani, i migranti. In questo viaggio della legalità, in una terra davvero straordinaria, quale quella siciliana, così amena e accogliente, ricca com'è di cultura, di culture, di tradizioni, di arte, di bellezze naturali, alcuni luoghi in particolare sono stati scelti per ripercorrere segmenti importanti della storia della nostra Italia repubblicana. Nomi di vie, di vittime della mafia che risuonano come macigni sulle coscienze di tutti e di ciascuno. Un tour emotivamente toccante, psicologicamente impattante, ripercorrendo attraverso le lapidi commemorative i luoghi in cui sono stati commessi gli efferati assassini dei martiri della giustizia e della legalità. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e Emanuela Setti Carraro, Piersanti Mattarella, Boris Giuliano, Mario Francese, Cesare Terranova e Lenin Mancuso, Libero Grassi, Mauro De Mauro, Rocco Chinnici, Gaetano Costa, Calogero Zucchetto. Lungo questi sentieri della legalità, davanti ad ogni lapide, abbiamo ricostruito la storia e l'azione di questi uomini e donne che per l'affermazione della giustizia hanno sacrificato la vita. Altro luogo simbolo, in via Notarbartolo, davanti all'abitazione del giudice Falcone, vi è l'albero Falcone, diventato simbolo di rivolta e di riscatto. Proprio sotto l'albero Falcone abbiamo concluso il nostro pellegrinaggio laico con il lunghissimo corteo del 23 maggio. Quei rami, con i numerosi messaggi lasciati da piccoli, giovani, adulti, sono rami parlanti che dicono no alla violenza e alla sopraffazione mafiosa. E che dire poi delle forti emozioni che ho provato via via che mi avvicinavo all'aula bunker del Lucciardone, sino a varcarne tremante la soglia d'ingresso. L'aula del maxi processo, la cosiddetta astronave verde, al mattino del 23 maggio pullulava di vita, fiducia, speranza in un futuro migliore. Dall'efferatezza più violenta, dai misfatti più atroci riecheggiati tra quelle mura, dietro quelle 30 celle gabbia, alla purezza di volti candidi, di animi innocenti, delle centinaia di adolescenti, giovani, studenti accompagnati dai loro insegnanti, che hanno ascoltato con attenzione, coinvolgimento, trasporto la magistrale lezione dei giudici Giuseppe Ayala e Piero Grasso, conclusa con quella commovente fiammella fatta scaturire dall'accendino del giudice Falcone che il giudice Grasso custodisce gelosamente e porta sempre con sé, a simboleggiare proprio la fiducia, la speranza di rinnovamento culturale ad opera della scuola. Nelle sue diverse componenti, fermamente convinto che solo l'educazione, l'istruzione, la formazione possano essere l'unica vera forma di antimafia sociale. Ogni giorno vorrei rivolgermi ai miei studenti con le stesse parole del giudice Antonino Caponnetto e dire loro con ferma convinzione: ragazzi, godetevi la vita, innamoratevi, siate felici, ma diventate partigiani di questa nuova resistenza, la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate mai paura di pensare, di denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli. State attenti, siate vigili, siate sentinelle di voi stessi. L'avvenire è nelle vostre mani, ricordatelo sempre. E allora le ali della Nike
quella scultura suggestiva posta in Piazza della Memoria alle spalle del Palazzo di Giustizia di Palermo, possano davvero portare libertà e bellezza nelle vite personali e professionali di ciascuno di noi, indirizzando il volo delle nostre scelte come insegnanti, educatori, uomini e donne che si fanno interpreti con il loro esempio concreto di un'etica della responsabilità. L'etica infatti è il primo argine all'illegalità. Nei contesti professionali non può mai essere vista come un di più, non è un obiettivo fra gli altri, ma ciò che deve fare da sfondo ad ogni progetto, ad ogni investimento e scelta strategica. Il nostro lavoro di docenti è innanzitutto etico, dunque non solo etica nelle professioni, ma etica come professione di tutti, mettendo le nostre migliori capacità, conoscenze e competenze al servizio di un rinnovamento etico, culturale e sociale dei contesti in cui viviamo e operiamo. Ringraziamo quindi Giusy Rosato, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Antonino, abbiamo già una chiamata per te. Pronto, chi è là? Sì, Antonino, ciao, sono il Walter. Poi, maestro, dimmi. Meno male che sei tornato, ci sei mancato per quei 4-5 giorni, mannaggia te. Ascolta, Che poi ogni tanto anche i giornalisti si scassano, che vuoi fare? Sì, dai, io pensavo fossero macchine, ci dovremmo rivolgere all'intelligenza artificiale, c'è avanti così. No, ma stai tranquillo, guarda, ti svelo un segreto. Io sono stato costruito coi fondi della Cassa del Mezzogiorno, per cui materiale ne hanno montato a bordo. Stai tranquillo che io mi scasso, ma dura poco quando mi scasso. Stai tranquillo. Ok, ascolta, prima hai detto una cosa interessantissima, hai detto pensa se ci fosse la Schlein. Io l'altro giorno ho appena letto l'ultimo libro di Rampini, ho sentito Rampini dire quello che so per informazione diretta, mio figlio viaggia anche in quelle zone, San Francisco, Los Angeles, New York, amministrazioni di sinistra sono città che sono diventate invivibili, ovvero qualsiasi cosa succeda, il drogato che ti ruba lo zaino, come in Italia, non viene assolutamente perseguito perché dicono che è una persona che in quel momento aveva bisogno di farlo. Stanno diventando davvero dei, non so come dirlo, anarchia, ma un'anarchia schifosa, non un'anarchia reale, che sarebbe anche una bella cosa. Quindi quello che hai detto prima è vero, non lamentiamoci di questo centrodestra, guardiamo quello che sta facendo e diamo tempo al tempo. Anche la pianta più bella del mondo vuole qualche anno per crescere e più anni dura, più bella diventa. Non so se esattamente. Con me. Okay. Quanto a quello che ha raccontato tuo figlio di quello che fanno a San Francisco, te lo dico in calabrese, tanto lo capisci uguale. 100 miglia rassi nui, traduzione, che sia lontano 100 miglia, ovvero sia 161 chilometri da noi. Allora, chiudiamo con l'immenso professor Marcello Gualtieri su Italia Oggi stamattina, poi lo potete seguire con la competentissima Alessandra Mori ogni martedì alle 16 su Pop Economia / Rumore, c'è anche la bravissima Nicoletta Orlandi Posti, insomma mi pare che siete accomodati bene, più un bel parterre di ospiti. E allora sentite che scrive il professor Gualtieri: retribuzioni possono essere aumentate, e con questo chiudiamo anche la riflessione su quello che ha detto il cardinale Zuppi all'inizio, che vi ho letto all'inizio di questa rassegna stampa, e vi ringrazio come sempre del vostro tempo. Allora il professor Gualtieri scrive su Italia Oggi di stamattina: la sintesi. 1. Il cuneo fiscale in Italia è alto, ma inferiore a quello di Francia e Germania, è più basso della media UE per i redditi bassi ed è più alto per i redditi medio-alti. 2. Salari per i lavoratori sono troppo bassi, per le imprese invece il costo del lavoro con le sue appendici legislative e giurisprudenziali è troppo alto. 3. Lo Stato non può in nessun modo rinunciare a tasse e contributi sul lavoro. Difatti, contrariamente a quello che è stato dichiarato, il cuneo fiscale non è stato ridotto dal governo Meloni, è stato solo posto a carico degli altri contribuenti.
Il punto: non esiste una soluzione rapida per conciliare queste tre divergenti esigenze: conti dei lavoratori, conti delle imprese e conti pubblici. Ma senza una nuova visione la stagnazione ventennale del Paese è destinata a durare e a aggravarsi. La visione: bisogna abbandonare l'idea di un Paese ancorato al modello di lavoro luogo fisico full time, tempo indeterminato, con le sue stucchevoli liturgie sindacali, è indirizzata alla produzione di un output fisico a basso valore aggiunto. Mai riusciremo ad alzare i salari producendo ad esempio t-shirt anonime o elettrodomestici bianchi, il modello del boom economico del dopoguerra. Dall'altro lato bisogna sposare l'idea di un sistema produttivo aperto al confronto globale, pronto a competere nei settori ad alto valore aggiunto, gli unici che possono consentire alle imprese di pagare maggiori salari con un effetto traino su tutti gli altri settori. Altro valore aggiunto vuol dire tecnologia, know-how, creatività. In alcuni di questi settori già eccelliamo, ma ad esempio nelle prime 100 società high-tech mondiali non ce n'è neanche una italiana. Occorre quindi un enorme investimento in istruzione, ricerca e sviluppo prolungato negli anni. Il processo di medio-lungo termine potrebbe essere accelerato ad esempio con una specie di super bonus solo per imprese innovative con bilanci inutili significativi, per spingere il rinnovamento tecnologico del sistema produttivo del Paese. Cosa avrebbero potuto produrre in termini di PIL pluriennale, incremento dei salari, 100 miliardi così investiti invece che dissipati col super bonus edilizio? Bella domanda, caro professor Gualtieri. Benissimo, con questo noi abbiamo chiuso la rassegna stampa, abbiamo ancora 3 minuti, 0292947222. Se volete dire la vostra, il telefono e il microfono sono, è vero, aperti e io vi attendo impazientemente, direi. Per cui, insomma, mattinata abbastanza... Aspettate che mi tolgo gli occhiali così sono più bello. A proposito, si è palesata chi ha mandato il bacetto. Mary, grazie. C'è poco da dire, ragazzi. Qui la situazione è un po' particolare, però ce la possiamo fare. Non credete, visto che oggi ricordiamo anche Giovanni XXIII, non crediate ai profeti di sventura, che grazie a Dio i profeti di sventura ce li possiamo lasciare alle spalle. Allora, Ermanno, il PD, piaccia o no, è il 20% stabile, altro che arrampicarsi sugli specchi. La Lega italiana ha percentuali da prefisso telefonico quasi. No, veramente la Lega è in risalita, sta quasi tornando al 10. Ha perso tutte o quasi le grandi città del nord, questa è la realtà. Salvini si deve dimettere e fare il congresso, evidentemente teme che lo mandino a casa, Ermanno. Quindi si deve dimettere nel momento in cui egli è ministro delle infrastrutture che gestisce dossier per miliardi di euro, fa il vicepresidente del Consiglio, ha come ministro dell'economia il suo vice all'interno del partito, cioè Giorgetti, ed è riuscito a piazzare dentro questo governo, ci contiamo pure Piantedosi, 6 ministri in posti di assoluta rilevanza, più il presidente della Camera che io sappia dovrebbe chiamarsi ancora Lorenzo Fontana e dovrebbe essere anche lui ancora un uomo iscritto a questo partito. Insomma, Ermanno, anche qui disastro. Dici tu, il PD c'è il 20%, io comincio ad avere i miei dubbi, anche perché con queste continue uscite, mi pare che alle ultime elezioni il PD può avere anche il 20%, ma mi sembra che alle ultime elezioni invece abbia pigliato una tramvata che la metà basta, eppure la Schlein è andata a fare la sua predica online dicendo che il cambiamento non è un pranzo di gala e che ci vorrà tempo, per cui la cura Schlein naturalmente sarà necessaria. Io credo che la gente invece stia cominciando sempre più a scegliere non tanto per questioni ideologiche quanto per questioni fattuali. Cioè, da un lato c'è un centrodestra che sì, ha i suoi difetti, tutto quello che volete, ma questo centrodestra è comunque una realtà che cerca di occuparsi di cose concrete. Lavoro, bollette, riforme della giustizia, riforma costituzionale del Paese,
eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altro lato, mi sapete dire che cosa abbia fatto Elly Schlein, che proposta politica alternativa abbia portato avanti? Io credo proprio che non ce ne siano, solo dei no e basta. E questo credo sia assodato. Su Italia Oggi stamattina non abbiamo più tempo, comunque un pezzo spiega proprio questo, che la Schlein sta subendo l'agenda Meloni. E vedete, nell'arte della guerra Sun Tzu spiega un principio fondamentale. Quando tu sei costretto a combattere una guerra nei termini impostati dal tuo avversario, tu sei destinato a perderla. Con questo noi abbiamo finito, invece parliamo di un militare che sta vincendo una guerra, perché è una guerra prima di tutto di dignità e dovremmo essere onorati, visto che è stato il 2 giugno, noi dovremmo essere onorati di essere compatrioti di questo signore che si chiama Carlo Calcagna ed è un colonnello dell'esercito italiano, il colonnello più forte dell'uranio, la nostra conversazione, professoressa appunto Giusy Rosato che già avete sentito, più il colonnello Calcagni, più indegnamente il sottoscritto. Lascio anche questa alla vostra meditazione, poi alle 11 una gemma in cucina con la bravissima Gemma Gaetani, la nostra programmazione, domani Radio 7 con Pier Vittorio Scimia, che voglio salutare, ciao Pier Vittorio, ciao, e noi ci ritroviamo lunedì alle 18.05 trattabili, se avete voglia, sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom. Grazie per essere stati con noi. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato